Presidente, il professore Parrinello ha trascorso l'intera giornata ad Agrigento, stamane ha parlato con i giovani, stasera ha ricevuto un premio dal Rotary, ha parlato con l'Assemblea di un problema che è quello legato ai cambiamenti climatici. Ecco, voi intanto avete voluto privilegiare questo argomento, come mai questa scelta? Questa scelta perché è un argomento di attualità, è un argomento di attualità e poi appunto abbiamo voluto approfittare del professore dottore Parrinello perché è un figlio del territorio, quindi era giusto che fosse una personalità della nostra terra che venisse così con questa semplicità di modo, con questa chiarezza di linguaggio a rappresentarci queste problematiche, a metterci anche in allerta, perché ci ha lasciato intendere tanto stamattina che stasera che anche noi nel nostro piccolo possiamo contribuire non a risolvere definitivamente il problema, ma appunto nel nostro piccolo potremmo anche contribuire a risolverlo. Sì. Ogni anno il nostro club rilascia questo premio alla professionalità a colui che è riuscito ad emergere sempre in ambito territoriale nella sua professione. Quest'anno il premio appunto è stato riconosciuto a Tommaso Parrinello perché pur essendo nato in Inghilterra, ha studiato lì nel Regno Unito, però la sua famiglia ha origini prettamente agrigentine, il papà è di Grotte, lui ha fatto le scuole medie a Grotte e le scuole superiori qua ad Agrigento, quindi aveva tutte le qualità, le caratteristiche perché il premio gli venisse riconosciuto quest'anno. È stato per davvero un onore, a parte la mia amicizia con Tommaso, riconoscere il premio a un agrigentino illustre il cui prestigio in campo professionale è riconosciuto da tanti scienziati e non, e soprattutto dal mondo scientifico, dei divulgatori. Professore Parrinello, dallo spazio ha una visione certamente privilegiata di ghiacciai che si sciolgono, cambiamenti climatici, l'uomo che comunque ha distrutto con la sua azione antropica gran parte del mondo. Io le chiedo, è un processo reversibile o irreversibile questo? Credo che siamo arrivati in un punto in cui la reversibilità è un po' difficile, anche se oggi noi spegnessimo tutto ciò che produce CO2 ci vorrebbero 180 anni per ritornare a ciò che era prima dell'era industriale. Purtroppo l'economia del mondo, dicevo fa tutti, sono orientate su una energia che viene da 150 anni fa, quindi che utilizza gli idrocarburi. Dobbiamo cercare in primo tempo, secondo me, di mitigare, quindi arrivare alla fine del secolo non a 2 gradi, purtroppo ci arriveremo, e la seconda cosa importante è riuscire a capire quali sono, cosa possiamo fare. Dicevo, oggi ne abbiamo parlato, uno è molto semplice, piantare alberi, l'altro è cercare di accelerare la tecnologia della fusione nucleare, perché in quel modo lì non produrremo più energia con i toni fossili che sono alla base dell'economia mondiale. Quindi reversibilità no, però dobbiamo avere quella capacità, quel genio e anche quella consapevolezza che bisogna cambiare prima che arriviamo troppo tardi. Professore, l'uomo comunque ha fallito in questo percorso, è inutile girarci intorno. Io le chiedo, può dove l'uomo ha fallito, l'intelligenza artificiale che ancora non sappiamo bene quali frontiere abbia, in questo campo dare una mano? Non credo, anzi l'intelligenza artificiale utilizzerà così tanta energia che probabilmente nei prossimi decenni peggiorerà la situazione. Quindi noi sappiamo cosa fare, il problema è come farlo e convince anche la governance mondiale. Le soluzioni conosciamo,
sappiamo benissimo dove dobbiamo andare, come riuscire. Dicevo anche oggi, questa sera, l'Europa è anche leadership in quello. Il problema è che sono coinvolti l'economia mondiale, è coinvolti i soldi e quindi investire e non è facile, soprattutto per quelle nazioni emergenti oggi che hanno una grossissima richiesta di energia e le soluzioni oggi tecnologiche non ci sono.